Benvenuti a questo webinar dove parleremo dei numerosi incentivi e agevolazioni che sono disponibili per le aziende agricole in Veneto. Credo sia uno dei periodi in cui in assoluto si sono concentrati il maggior numero di bandi, ma anche in termini volumetrici, proprio di fondi messi a disposizione, la cifra complessiva più alta. Vediamo subito quello che è il programma del seminario che affronteremo assieme in questo webinar. Partiremo con una rapida illustrazione di quello che è il PSR, ora trasformato in CSR, per quanto riguarda appunto lo sviluppo rurale, i bandi regionali legati allo sviluppo rurale. Vedremo il bando PNRR ammodernamento, qui diciamo il titolo abbiamo un po' semplificato. Vedremo poi il bando ISMEA relativo all'innovazione in agricoltura e infine vedremo quello che è il bando INAIL, sempre con un occhio di riguardo per l'agricoltura, diciamo considerando in questo ambito anche l'agromeccanica, quindi i contoterzisti sostanzialmente. La premessa che volevo farvi è che ovviamente si tratta di slide che sono semplificate e diciamo hanno lo scopo di informare, quindi la preghiera è quella nel momento in cui decidete di partecipare effettivamente al bando, di fare riferimento a quelli che sono i bandi ufficiali. E sono Franco Rasotto, mi occupo di incentivi e agevolazioni per le aziende in generale, mi occupo nello specifico di bandi regionali, tra i quali appunto anche i bandi relativi all'agricoltura. Mi occupo di bandi nazionali, Invitalia, Simest, INAIL, che vedremo questa sera, e anche ISMEA come appunto un altro tema che affronteremo in questo webinar. Mi occupo di perizie Industria 4.0, Patent Box, ambito ricerca e sviluppo, quindi credito imposta ricerca e sviluppo e formazione finanziata. Quindi l'idea è quella di dare una copertura alle aziende che seguo su tutto il panorama delle agevolazioni e incentivi che sono disponibili. Ed è probabilmente quello che vorrei lasciarvi anche come indicazione finale di questo webinar, di cercare di sfruttare tutto quello che c'è di disponibile in maniera coordinata tra le varie opportunità. Passiamo subito al PSR 2014-2020, quindi un residuo della scorsa programmazione. Questo bando è destinato al finanziamento a fondo perduto in sostegno di investimenti per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, e gli investimenti in particolare sono finalizzati a favorire l'integrazione verticale e orizzontale della filiera, migliorare gli aspetti tecnologici in funzione di una competitività rivolta al mercato globale, promuovere la qualificazione delle produzioni e aumentare il valore aggiunto delle produzioni. I beneficiari in questo caso sono le imprese agroalimentari che svolgono sia attività di trasformazione che di commercializzazione di prodotti agricoli, e in particolare i settori ammessi sono zootecnico, vinicolo, ortofrutticoli, le grandi culture e i settori minori. Gli interventi ammessi sono quelli relativi alla realizzazione, l'acquisto, ristrutturazione e ammodernamento di beni immobili per la lavorazione, condizionamento, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione di prodotti agricoli, e in contemporanea anche l'acquisto di nuovi macchinari, attrezzature e software, quindi un bando diciamo legato agli investimenti. L'agevolazione prevista da questo bando è un fondo perduto fino al 40% per le microimprese nelle zone montane, un fondo perduto del 30% per le PMI, un fondo perduto del 20% per le imprese intermedie, caratteristica proprio di questo tipo di bandi, un fondo perduto del 10% per le grandi imprese, con un importo massimo della spesa ammessa a finanziamento che è pari a 3 milioni di euro per soggetto giuridico beneficiario. L'importo minimo della spesa ammessa è di 200.000 euro, che scende a 20.000 euro nel caso di investimenti effettuati da microimprese delle zone montane. La scadenza di questo bando è fissata per il 1° aprile 2024. Può sembrare una data molto in là, però si tratta di un bando progettuale che occorre progettare, quindi avere tempo a disposizione per mettere insieme tutte le informazioni necessarie per essere presentato, e quindi l'invito, nel caso in cui sia un bando di vostro interesse, è quello di attivarvi al più presto.
Passiamo al CSR 2023-2027 con il pacchetto di bandi che sono stati pubblicati dalla Regione Veneto, in particolare il primo con codice SRE 01 è legato al primo insediamento dei giovani agricoltori. Si tratta come beneficiari di giovani agricoltori di età maggiore di 18 anni e inferiore a 41 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda. Gli interventi ammessi sono quelli relativi all'inserimento di attività agricole con ruolo imprenditoriale di giovani agricoltori al fine di favorire il ricambio generazionale in agricoltura ed è parte del pacchetto giovani assieme ad almeno una ulteriore linea di intervento. Quindi occorre scegliere una delle seguenti, di quelle che vedremo poi, linee di intervento che vanno abbinate comunque al pacchetto giovani. Quindi si accede al pacchetto giovani, bisogna attivare almeno un'altra linea di agevolazione, una o più. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto fino a di 40.000 euro, in questo caso di 40.000 euro, e la scadenza prevista è per il 28 marzo. Attenzione che il pacchetto giovani attrae a sé anche le scadenze per gli altri bandi, quindi per partecipare alle altre linee di intervento si avrà come scadenza quello del 28 marzo anche per gli altri bandi. Passiamo all'intervento SRD 01, si tratta di un finanziamento a fondo perduto per il sostegno agli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, è il bando diciamo quello generale per l'agricoltura e che ha come obiettivo quello di fornire contributi per potenziare la competitività sui mercati delle aziende agricole ed accrescere la redditività delle stesse, migliorandone al contempo le performance climatico-ambientali. Tali finalità saranno perseguite attraverso la valorizzazione delle strutture aziendali, l'incremento della produttività e l'adeguamento della struttura dei costi e dei ricavi aziendali. Vediamo quelli che sono gli interventi ammissibili, che sono gli investimenti strutturali, gli impianti, le attrezzature, l'hardware e il software. Nel bando sono comprese anche le spese generali secondo quanto appunto quanto previsto dalle procedure generali, ad eccezione dei costi per lo studio di fattibilità. L'agevolazione in questo caso risponde a una tabella che distingue nel caso dei giovani agricoltori, diciamo quelli beneficiari del primo insediamento e le altre aziende e distingue per gli investimenti nella trasformazione e commercializzazione per gli altri investimenti. E quindi partiamo da un minimo del 40% di agevolazione fino ad arrivare per gli investimenti e gli altri investimenti fatti da giovani agricoltori in montagna del 60%. Passiamo all'intervento SRD 02 linea A, si tratta di un finanziamento a fondo perduto in sostegno agli investimenti per la mitigazione dei cambiamenti climatici che ha l'obiettivo di finanziare investimenti per razionalizzare i processi produttivi agricoli che riducano le emissioni di gas climalteranti, metano e protossido di azoto, e di agenti inquinanti nell'aria e che aumentino la capacità di sequestro del carbonio del suolo. Gli interventi ammessi in questo caso sono i costi sostenuti per investimenti strutturali, impianti, attrezzature e le spese generali, come visto prima, previste dalle procedure generali, a eccezione dei costi per gli studi di fattibilità. In questo caso l'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto che arriva fino all'80%. Scadenza di questo bando è fissata per il 27 aprile 2024. Passiamo sempre all'SRD 02 linea C, si tratta di un fondo perduto in sostegno agli investimenti irrigui che sono finalizzati a potenziare performance climatico-ambientali delle aziende agricole. In questo caso questo bando fornisce sostegno agli investimenti anche innovativi e mirati alla digitalizzazione dei processi da realizzare nell'ambito del ciclo produttivo aziendale e che, pur potendo comportare un aumento del valore dell'attività aziendale, possiedono una chiara e diretta caratterizzazione e connessione con gli obiettivi specifici della PAC in materia di ambiente e clima e che vadano oltre il mero adeguamento dei corrispondenti standard ad uso e alle norme esistenti. Gli interventi ammissibili sono quelli dell'adozione di sistemi, impianti e tecnologie irrigue finalizzate al risparmio idrico e alla tutela delle falde che non comportino l'aumento della superficie irrigata. E in particolare abbiamo la riconversione degli impianti di irrigazione
esistenti, l'ammodernamento degli impianti nell'ambito dei sistemi afferenti alla medesima classe di efficienza, i contatori per la misurazione dell'acqua erogata. Abbiamo poi una linea destinata alla realizzazione e miglioramento di invasi e stoccaggi aziendali finalizzati a incrementare e a razionalizzare la disponibilità irrigua stagionale, ed infine le spese generali, come abbiamo visto nei precedenti assi, determinate dagli indirizzi procedurali generali. L'agevolazione in questo caso è per le zone montane, nel caso dei giovani agricoltori del 60%, mentre per le altre imprese agricole del 50%, mentre nelle altre zone, quindi nelle zone in generale, per i giovani agricoltori l'incentivo è del 50% che scende al 40% per le altre aziende. Termine per la presentazione delle domande è fissato per il 27 aprile 2024, analogo a quello precedente. Passiamo all'intervento SRD 02, linea D, investimenti produttivi agricoli per ambiente, clima e benessere animale. L'intervento è finalizzato a potenziare le performance climatico-ambientali delle aziende agricole e al miglioramento del benessere animale negli allevamenti. In questo caso gli interventi ammessi sono quelli relativi ad investimenti strutturali, quindi realizzazione o ristrutturazione, e in attrezzature finalizzate al miglioramento del benessere animale ed esclusivamente con finalità produttiva agricola zootecnica. E in particolare abbiamo gli impianti automatizzati per il miglioramento del microclima, i sistemi per il miglioramento della gestione dell'acqua di abbeveraggio, i sistemi e dispositivi per il miglioramento del comfort di stabulazione, i sistemi per la pulizia, disinfezione e automatizzata dell'allevamento, le aree di transito, aree temporanee, aree non produttive, sistemi e apprestamenti per l'isolamento degli allevamenti, sistemi e apprestamenti per la disinfezione e pulizia delle aree di carico-scarico, costruzione di fabbricati finalizzati all'allevamento e alle relative produzioni conformi alle norme in materia di benessere animale, acquisto con ristrutturazione o ristrutturazione di fabbricati finalizzati all'allevamento e alle relative produzioni in conformità alle norme in materia di benessere animale. L'agevolazione, anche in questo caso, similmente a quella precedente, varia in base alla zona dell'azienda agricola e alle caratteristiche di giovani o meno. Abbiamo in zona montana il 60% nel caso di giovani agricoltori, che scende al 50% per le altre aziende, e nelle altre zone invece abbiamo per i giovani agricoltori il 50% che scende al 40% per le altre aziende. Anche qui la scadenza è fissata per il 27 aprile 2024. Passiamo all'intervento SRD 03. In questo caso si tratta di un finanziamento a fondo perduto per il sostegno agli investimenti in attività extra agricole. Il bando ha come obiettivo quello di fornire contributi per gli investimenti delle aziende agricole in attività extra agricole, perseguendo l'obiettivo di concorrere all'incremento del reddito delle famiglie agricole, nonché a migliorare l'attrattività delle aree rurali e allo stesso tempo contribuendo a contrastare la tendenza allo spopolamento delle stesse. Il sostegno verrà concesso ad attività produttive, turistiche, didattiche e sociali. Vediamo quelli che sono gli interventi ammissibili, che sono gli interventi strutturali su beni immobili o parti di essi, quali la ristrutturazione, l'ammodernamento tramite manutenzione straordinaria, il restauro e il risanamento conservativo di fabbricati e il loro adeguamento agli standard previsti dalle norme specifiche anche ai fini dell'autorizzazione all'esercizio. Acquisto di nuovi macchinari e attrezzature funzionali all'erogazione dell'attività, acquisto o sviluppo di programmi informatici, realizzazione di siti internet e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore o marchi commerciali e spese generali connesse all'investimento. Abbiamo poi, sempre tra le spese ammesse, o meglio, le spese sostenute che devono essere ammesse devono afferire a queste attività. La trasformazione di prodotti agricoli e la loro lavorazione e commercializzazione in punti vendita aziendali, l'ospitalità in alloggi agrituristici o spazi aziendali aperti quali agricampeggi, somministrazione di pasti, spuntini e bevande esclusivamente in malghe, didattica in fattoria didattica, turismo rurale, enoturismo, oleoturismo, agricoltura sociale in fattoria sociale. L'agevolazione, come detto, consiste in un fondo perduto che è del 50% in zona montana nel caso di investimenti strutturali e del 40% nelle altre zone, mentre per gli investimenti dotazionali l'incentivo è del 45% in zona montana e del 35% nelle altre zone.
La scadenza di questo bando è prevista per il 28 marzo 2024. Quindi con questo abbiamo fatto una carrellata di quelli che sono i bandi per lo sviluppo regionale e quelli principali sostanzialmente. Adesso passiamo al bando cosiddetto del PNRR legato all'ammodernamento dell'agricoltura. I beneficiari in questo caso sono le micro e piccole e medie imprese, le cooperative e le loro associazioni, le imprese agromeccaniche, quelle con codice Ateco 0161, attività di supporto alla produzione vegetale. Le spese agevolabili sono macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione con un massimo di 35.000 euro di spesa ammessa, quindi la spesa può essere anche superiore, ma il contributo è calcolato su questa cifra. Sostituzione di veicoli fuori strada per l'agricoltura e la zootecnia, con un limite massimo di spesa ammissibile di 70.000 euro. Innovazione di sistemi di irrigazione e gestione delle acque, con un limite massimo di spesa ammissibile di 35.000 euro. Andiamo un po' più in particolare, vediamo cosa si intendono per macchine e attrezzature per l'agricoltura di precisione. Sono quelle che soddisfano almeno uno dei requisiti che consentono l'adozione delle tecnologie agricoltura 4.0 e che siano dotate, se nel caso siano dotati di motore, che sia elettrico o a biometano. Quindi possono essere anche attrezzature non motorizzate. Nel caso in cui ci sia appunto il motore, questo deve essere o elettrico o a biometano. La linea 2 prevede invece la sostituzione di veicoli fuori strada per l'agricoltura e la zootecnia, quindi possono essere trattori a ruote gommate o trattori cingolati di categorie T o C, e devono essere dotati di propulsore elettrico o a biometano, immatricolati come macchina agricola, destinati ad attività agricole e zootecniche e che sostituiscano un veicolo di proprietà dell'azienda che sia più inquinante. La linea 3 è quella relativa all'innovazione dei sistemi di irrigazione e gestione delle acque. In questo caso sono ammissibili sistemi di gestione intelligente dell'irrigazione attraverso remote sensing o proximal sensing e che misurino le variabili meteorologiche e caratteristiche del suolo e della coltura e l'utilizzo di sistemi di supporto alle decisioni per ottimizzare la resa e minimizzare l'uso di risorse idriche. Tra le spese ammesse ci sono anche le componenti software, piattaforme e applicazioni di supporto. La scadenza di questo bando è prevista per il 31 marzo 2024. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 65% dell'importo della spesa ammissibile, che sale all'80% nel caso di giovani agricoltori. Passiamo al bando ISMEA per l'innovazione in agricoltura. Questo bando non è ancora aperto, ma è atteso in apertura per diciamo questo periodo, quindi per le prossime settimane. In questo caso i beneficiari sono le micro e piccole e medie imprese agricole, ittiche e agromeccaniche che siano attive da almeno 2 anni alla data di presentazione della domanda. Le spese ammissibili sono macchine, strumenti e attrezzature per l'agricoltura, macchine mobili non stradali per agricoltura e zootecnia, macchine per la zootecnia, trattrici agricole solo con sostituzione di una già in proprietà dell'azienda, investimenti per la pesca e l'acquacoltura. Tutte le tipologie di investimenti per essere ammissibili devono rispettare determinate caratteristiche che sono specificate nel bando. Per le trattrici agricole è necessario indicare il veicolo da sostituire e questo veicolo deve essere marciante e funzionante, identificato da un numero di telaio o di matricola, oltre che dal numero di targa se presente, di proprietà del beneficiario da almeno 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda, oggetto di rottamazione a cura del medesimo rivenditore della macchina oggetto dell'agevolazione. Le spese ammissibili, qui abbiamo una spesa minima di 70.000 euro, ricordate nei bandi legati al PNRR che invece era la spesa massima ammissibile, qui è quella spesa la minima ammissibile che scende a 10.000 euro per le imprese ittiche e una spesa massima ammissibile di 500.000 euro. L'avvio degli investimenti può essere fatto solo dopo la presentazione della domanda e non è possibile acquistare i beni in leasing. La scadenza, come detto, attendiamo la pubblicazione del nuovo sportello per il 2024 per i primi mesi, quindi nelle prossime settimane. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto più una garanzia ISMEA che può arrivare
fino all'80% del valore nominale del finanziamento bancario. L'agevolazione a fondo perduto per le PMI agricole è del 48,75% fino a 100.000 euro, del 42,25% fino a 200.000 euro, del 35,75 fino a 300 e del 29,25 fino a 500. Qui, come vedete, il bando è abbastanza complesso nel calcolo della percentuale di emissione, quindi questa è la traduzione, diciamo, pratica di quelli che sono gli incentivi. Poi ci riserviamo di valutare caso per caso qual è la categoria esatta in cui si rientra. Nel caso di PMI agricole giovani abbiamo un contributo del 60% fino a 100.000 euro, del 52% fino a 200.000 euro, del 44% fino a 300.000 euro, del 36% fino a 500.000 euro. Per le PMI agromeccaniche abbiamo un contributo del 95% fino a 100.000 euro, un contributo del 95% fino a 200.000 euro con un massimo di 180.000 euro, un contributo di 300.000 euro, meglio, un contributo massimo di 160.000 euro e 95% fino a 300.000 euro, fino a 500.000 euro abbiamo un contributo del 95% con un massimo di 140.000 euro. Passiamo infine al bando INAIL. Il bando INAIL, diciamo, per l'agricoltura è interessante in due contesti. Abbiamo per le imprese agromeccaniche o controterzisti e per le imprese agricole. I fondi disponibili in complesso nel bando INAIL di quest'anno sono aumentati del 53%, sono arrivati a 508 milioni di euro e per l'agricoltura, in particolare nel Veneto, sono arrivati a 8,9 milioni di euro contro i 3,3 del 2023, quindi capite che l'incremento è stato veramente molto significativo. Inoltre, per il bando INAIL Agricoltura sono aumentate le aliquote massime e i massimali di incentivo, che sono passati dal 40 e 60% al 65 e 80%, con un massimale di contributo che arriva a 130.000 euro. Vediamo lo schema generale dell'INAIL che appunto prevede un contributo a fondo perduto del 65% e un contributo massimo che arriva fino a 130.000 euro. Qui in questo caso stiamo parlando in questa prima fase delle aziende agromeccaniche. Le linee, diciamo, principali che ritengo interessanti per queste aziende sono la riduzione del rischio rumore per macchinari e trattori, che accolgono dei progetti di riduzione del rischio rumore mediante la sostituzione di trattori agricoli o forestali e finanziano i progetti quando la valutazione del rischio aziendale mostra che i valori di esposizione iniziali sono superiori ai valori inferiori di azione. Per i trattori agricoli e forestali, questi devono essere immessi in data successiva al 31 dicembre 97, perché poi vedremo c'è una linea specifica per i trattori più vecchi di questa data e nel caso della categoria T1 il livello di rumorosità in omologazione dichiarato dal fabbricante deve essere inferiore di almeno 5 decibel rispetto ad entrambi i limiti previsti del regolamento dell'Unione Europea e mentre per i trattori categoria T2 il livello di rumorosità deve essere inferiore di almeno 3 decibel rispetto a entrambi i limiti previsti dal regolamento dell'Unione Europea. Dati tecnici che vanno verificati nel caso appunto si decida di andare a analizzare questo tipo di asse. Quindi si parte da un trattore che è rumoroso e si deve acquistare evidentemente un trattore che sia conforme, anzi con dei livelli di isolamento acustico che siano superiori a quelli dei minimi previsti per la normativa. La linea di cui accennavo prima, la sostituzione di trattori obsoleti, quindi in questo caso stiamo parlando di trattori che siano stati messi sul mercato prima del 1 gennaio del 1998 e qui c'è un piccolo cenno anche al fatto che possono essere sostituite anche macchine in movimento terra purché siano compatte e in questo caso, quindi nella sostituzione di trattori obsoleti, occorre individuare un rischio infortunistico che viene risolto grazie appunto a questa sostituzione. Diciamo non difficilissimo da trovare, visto comunque l'età dei trattori di cui stiamo parlando.
Facciamo un cenno anche alla bonifica dei materiali contenenti amianto, perché è una linea che è disponibile sia per le aziende agromeccaniche sia per le aziende agricole. Si tratta di un contributo, anche in questo caso a fondo perduto, del 65% fino a 130.000 euro massimi, che va ad incentivare le spese per la bonifica e il rifacimento delle coperture in materiali contenenti amianto, quindi è finanziato anche il rifacimento della copertura. E mentre per quanto riguarda il controsoffitto, nel caso ci sia, è finanziato solo la bonifica. Qui abbiamo uno schema, vedete la copertura viene diciamo agevolata con un contributo, con una spesa massima ammissibile, quindi sulla quale va poi calcolato il contributo di 60 euro a metro quadro per la bonifica e il rifacimento, mentre per quanto riguarda il controsoffitto abbiamo una spesa massima ammissibile su cui poi viene calcolato appunto questo 65%, che è riferita solo alla bonifica e non al rifacimento. Passiamo all'asse dell'agricoltura. In questo caso i beneficiari sono le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli, iscritti alla sezione speciale del registro delle imprese o all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, le imprese individuali, le società agricole e le società cooperative. Attenzione che l'imprenditore agricolo professionale, l'IAP, può accedere ai finanziamenti ISI di questo bando solo se si avvale di dipendenti per i quali assolve l'obbligo contributivo e assicurativo, fermo restando il rispetto dei requisiti del bando. Allora, anche qui attenzione, perché per poter partecipare come azienda agricola occorre in qualche misura versare dei contributi all'INAIL, o in maniera diretta nel caso appunto dei dipendenti, oppure attraverso la contribuzione che si versa all'INPS e che dall'INPS viene poi ribaltata all'INAIL. Quindi questa è la prima verifica da fare se si è soggetti a questo tipo di contribuzione. Anche qui abbiamo un asse giovani che è destinato agli imprenditori agricoli che abbiano età non superiore ai 40 anni, e quindi nel caso di società di capitali abbiamo la necessità che ci sia la maggioranza del capitale sociale degli organi di amministrazione, mentre nel caso di società non di capitale abbiamo almeno 2/3 dei soci che non deve avere più di 40 anni. L'agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto del 65% in linea generale, che sale all'80% per i giovani agricoltori, con un contributo massimo per entrambi che può arrivare fino a 130.000 euro. Il bando agricoltura consente l'acquisto fino a 2 beni. Adesso vediamo qual è la combinazione. Sono ammissibili a finanziamento i trattori con potenza nominale non superiore a 130 kW, e alla fine della determinazione delle spese di progetto non sono computabili costi e voci di preventivo non previsti dal listino del fabbricante del trattore agricolo forestale o della macchina agricola o forestale. La composizione di questi due beni che abbiamo detto che sono ammissibili sono un trattore agricolo forestale e una macchina agricola o forestale dotata o meno di motore proprio, oppure un'altra configurazione può essere una macchina agricola forestale dotata di motore proprio e una macchina agricola forestale non dotata di motore proprio, oppure due macchine agricole e forestali non dotate di motore proprio. Naturalmente vale anche l'acquisto del singolo bene, quindi del trattore agricolo o forestale o della macchina agricola o forestale. Qui una slide che proietta un po' quelle che sono le caratteristiche che devono avere i beni. Come sapete, per accedere al bando INAIL occorre raggiungere un punteggio minimo di 120 punti, che è dato dalla somma delle due tabelle che vediamo qui di seguito. Allora, il concetto che voglio esprimere con queste due tabelle, al di là, vuol dire, della complessità di queste tabelle, è che sostanzialmente è necessario avere un bene da sostituire, tranne alcuni limitatissimi casi di macchinari che vanno a sostituire quelle che sono delle attività svolte manualmente. Quindi in linea generale occorre avere una sostituzione, quindi un vecchio per un nuovo, tranne alcuni casi specifici che ovviamente per brevità non possiamo illustrare qui, ma che vi invito, nel caso abbiate intenzione di partecipare a questo bando, di pormi il quesito, che poi vediamo assieme se effettivamente rientrano. Ho preparato in conclusione anche una serie di esempi per farvi capire sia
com'è l'articolazione, quindi come si possa per uno stesso bene andare a guardare se utilizzare più uno o più misure di agevolazione, che ricordo vanno valutate anche per quanto riguarda il discorso delle cumulabilità o non cumulabilità. Il settore agricolo è un po' particolare perché sul PSR c'è stato anche un parere da parte di un commissario europeo che ha limitato, diciamo, la cumulabilità con Industria 4.0, però diciamo in via generale qui vedete le opportunità che avete di fronte, quindi potete scegliere anche a quale bando partecipare, e l'invito mio è sempre quello di valutare anche se è possibile massimizzare il risultato, magari mettendo a fianco anche qualche altro incentivo. Quindi per partire diciamo con il primo esempio, un trattore con il kit 4.0, ho stimato un investimento di 80.000 euro tanto per avere un riferimento. Questo è un trattore ordinario, quindi lo riteniamo non ammissibile per il PNRR, invece ammissibile per quanto riguarda gli ISMEA con rottamazione di un trattore di proprietà da almeno 6 mesi, ammissibile per il bando INAIL con sostituzione di un trattore ante 2011 in proprietà al 31/12/2021, ammissibile al PSR, ovviamente non può essere l'unico investimento, ma può incidere per il massimo il 50% dell'investimento totale, e ammissibile a Industria 4.0 o Agricoltura 4.0 proprio perché ha i requisiti, o meglio, con i requisiti Industria 4.0. La combinazione di questi bandi occorre ovviamente valutarla caso per caso. Banalmente sapete che il PSR con Industria 4.0 ha qualche vincolo di sovrapponibilità, mentre il bando INAIL con Industria 4.0 è completamente sovrapponibile, quindi è incentivabile. La valutazione ovviamente va fatto caso per caso, quindi qui ho stimato 80.000 euro, però in realtà vuol dire i prezzi sono anche molto variabili, quindi va valutato qual è il bando più adatto anche in base alla tipologia di trattore e all'investimento previsto. Un altro esempio che ho portato qui è quello di un atomizzatore, anche qui con il kit 4.0 e ho diciamo ipotizzato un investimento di 70.000 euro, diciamo apposta perché come avete capito è la soglia di discrimine tra il PNRR e l'ISMEA, e quindi ho messo che è ammissibile al PNRR, però ovviamente deve stare sotto, cioè l'investimento ha senso se è inferiore ai 70.000 euro meno, mentre per quanto riguarda l'ISMEA l'investimento minimo deve essere almeno di 70.000 euro, quindi occorrerà evidentemente acquistare un atomizzatore un po' più accessoriato. Per quanto riguarda il bando INAIL è potenzialmente ammissibile, qui ovviamente le tabelle sono generali, diciamo illustrative, poi occorre andare a analizzare caso per caso, però come stavo dicendo è ammissibile se riduce del 30% i consumi di analoga macchina già posseduta dall'azienda agricola. Nel PSR diciamo che riteniamo non sia ammissibile proprio perché ammissibile al PNRR, però anche qui ci riserviamo comunque in caso di verificare la cosa, anche perché la Regione sta intervenendo in questi giorni anche sulle normative, quelle legate al PNRR, ed è ammissibile con i requisiti 4.0 a Agricoltura 4.0. Parliamo di una rottopressa con Isobus, investimento 70.000 euro, anche in questo caso riteniamo sia ammissibile al PNRR, attenzione sempre al limite di 70.000 euro, e ammissibile anche a ISMEA, anche qui attenzione che l'investimento minimo deve essere di 70.000 euro. La riteniamo ammissibile anche al bando INAIL, però con i requisiti di prima, quindi se riduce di almeno il 30% i consumi di analoga macchina già posseduta da rottamare, quindi deve essere un ante 1998, ammissibile al PSR e ammissibile anche a Industria 4.0 con gli appositi requisiti. Vediamo il caso di una vendimetrice, anche questa diciamo accessoriata con il 4.0, con un'ipotesi di spesa di 150.000 euro, non è ammissibile al PNRR, mentre è ammissibile all'ISMEA, ammissibile al bando INAIL nel caso in cui migliori il rendimento e sostituisca un'attività svolta a mano, e in questo caso non è necessaria nemmeno la sostituzione di un'analoga macchina. Ammissibile al PSR
e ammissibile anche a Industria 4.0. Ecco, questa era una breve carrellata per farvi capire la complessità a cui ci troviamo di fronte, diciamo ben accetta, perché vuol dire in realtà corrisponde anche a una grande disponibilità di incentivi e di agevolazioni. Il consiglio che vi do è quello di andare a analizzare, nel senso che questo è sicuramente il momento più opportuno per fare investimenti nell'ambito dell'agricoltura. Avete visto che ci sono sostanzialmente tutte le fasce di prezzo che sono ammissibili. Valutatele, nel senso che questo è il momento buono per valutarlo, non attendete, perché avete visto che le scadenze cominciano ad approssimarsi e occorre anche del tempo per andare a sviscerare bene quelle che sono le caratteristiche necessarie. Sono bandi che hanno complessità diverse, periodi di applicazione diversa, tempi di approvazione diversa, e quindi sono anche questi fattori importanti da tenere conto, e quindi credo sia più che mai opportuno avere un partner, quindi un riferimento che sappia destreggiarsi in tutte queste linee, in maniera da poter consigliare quello che è il percorso più adatto di agevolazione e consigliare anche quelle che sono le combinazioni delle agevolazioni che sono più idonee e più vantaggiose. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio qui i miei riferimenti, trovate un pulsante sotto questo video al fondo della pagina, dove potete mandarmi dei quesiti o delle richieste di informazioni, e cercherò di rispondere evidentemente in maniera il più esaustiva possibile, dandovi l'indicazione di quelle che possono essere le agevolazioni sfruttabili. Eventualmente ci siamo un incontro in presenza o online per valutare nello specifico quelle che sono le opportunità che possono esserci in questo periodo per la vostra azienda agricola. Vi ringrazio ancora per l'attenzione e ci vediamo magari ad un prossimo webinar.